Buongiorno a tutti ragazzi, Ciao amici! oggi siamo alla caserma Ghisa e guardate chi c'è con noi, avete già sentito la voce, il mitico Dante. Vi abbiamo fatto vedere su consiglio del nostro avvocato l'ingresso è aperto, basta tirare dentro la pancia per chi ce l'ha come me. A questo punto giriamo intorno a questo edificio e siamo praticamente, io lo chiamerei corpo di guardia. Questa è roba, Eh sì, perché qua che c'è di là. Eh sì, guarda, di là si entra. Dobbiamo ringraziare il nostro amico Giovanni Ciao Giovanni! che ci ha dato l'informazione, perché io in questa caserma, Siamo dentro, perfetto. Siamo perfetto, dentro. io sono già stato qui 2 volte, Siamo dentro, boh. però non sono mai riuscito a visitarla. Guarda, roba. Guarda un attimo che arrivo, aspetta. Va, qui va, tanto arrivo subito. Sì, Aspetta un secondo. pieno di roba. È roba del comune. Del comune? Eh sì, perché vedi c'è scritto Banca Popolare Vicentina, quindi probabilmente c'è qua il comune che ha Ok. un lucchetto tagliato, un comodino rotto, sì, deve essere roba del comune, sei tipo roba come usano i magazzini tipo di carnevale o roba così. Da qua non vedo roba di carnevale, però sicuramente sì, vedi, guarda il cappello di carnevale. Sì. Si stramanso. Sì, vedi anche il cannone finto. Sì. Oh, giura che rumore. C'è anche una mela. No, una Sì, pera. roba del carnevale, è vero. Guarda lì. Perché tutti i comuni mettono la roba di carnevale nei magazzini. Guarda, Tu vuoi serrarti qua dentro? dentro la tomba, sì, è che non ci sto lì. Forse non ci stai neanche tu, sai, è talmente piccola. No, è piccolissima. Guarda la scarpa. Braccia Sì. calamitate, braccia calamitate. Ma quindi deve esserci un corpo da qualche parte. Eccolo qua il corpo, no? Però ha le braccia questo corpo. Eccolo là. Questo è il corpo senza braccia. Abbiamo trovato il cadavere, però è un cadavere di carnevale. Va bene, allora bando alle ciance, qui ci sono i mattoni finti. Vediamo di entrare nella caserma vera e propria. Questi erano i garage, l'officina forse. Dimmi, Puoi fare il giro per di là o per di qua? facciamo il giro per di qua. Sai perché? Perché di là siamo più sgamabili. Sì. E allora Ma alla fine... sì, esatto, se ci sgamano meglio che ci sgamino alla fine che all'inizio. Allora io dalla mappa ho visto che è enorme sto posto. Cioè enorme, è bello grande. Giro enorme, non proprio, dai. È grande. Sì. Cosa facciamo? Andiamo fino in fondo all'ultima? Dai, proviamo. Giuda, ho visto la macchina rallentare che stava rallentando perché è entrata in rotonda. Allora, guardate ragazzi, scusatemi che mi fermo un attimo. C'è un uomo qua dietro. Ecco lì il nome, caserma Ghisa. È qui. È a questa altezza qua l'uomo. Però qua credo che sia finito, sai. Ci tocca tornare indietro. E si vedi. Ricominciamo a parlare quando siamo arrivati in fondo. Sì, l'abbiamo passato. Allora ragazzi, scusateci se non abbiamo parlato per un po', ho parlato sottovoce, ma c'era un anziano che camminava vicino ai cancelli della caserma
per fortuna stava solo camminando. Ora entriamo nell'edificio principale della caserma. Una macchina è uscita dal parcheggio dove siamo andati noi. Boh. Allora qui, guarda che bello lo stemma. Allora qui, se ho capito bene, dovrebbe esserci qualche monitor, qualche telefono. Allora, guarda, finché aspettiamo, do qualche informazione ai nostri follower. La caserma Ghisa di Montecchio Maggiore è un complesso di 10.000 metri quadrati che negli anni 70-80 era adibita ad officina per la revisione dei mezzi dell'esercito, dei carri armati e ai mezzi anfibi dei lagunari, dove lavoravano 150 persone tra civili e militari. Detto questo, ragazzi, iniziamo a visitare questo edificio per poi passare a quello successivo. Vi abbiamo dato qualche informazione, ci sembrava giusto. Guardate la muffa, guardate la muffa, guardate che roba. Cioè, più che muffa è l'umidità che sta scrostando le pareti. Pazzesco, tanta umidità. Qua c'era una specie di vaso, di cose strane. Boh. Qua c'è una specie di biblioteca a muro, acceso spento, acceso spento. Citofono. Sì. Dice ancora in neon, con la lampada arrugginita. Vedi qua, era chiuso, c'era la saracinesca. Vediamo se fuori dalle porte c'è scritto qualcosa. Allora, qui c'è un campanello, annunciarsi. Qui non c'è nulla. Dovrebbe esserci anche il piano sopra, quindi dovremmo trovare anche delle scale da qualche parte. Mamma mia, che devastazione, guarda che umidità che c'è qua. Guarda che roba. È impossibile vivere qua dentro questa umidità. Guarda il telefono, qua tutto aperto. Qua una specie di magazzino che probabilmente era pieno di roba e hanno svuotato. Sì, stranamente c'è una tazza ancora intatta, mentre l'altra era una turca. Fammi vedere. Eh sì, l'altra era una turca e una tazza. Bisogni leggeri, bisogni pesanti. Allora, le scale, se non sono di qua, aspetta che butto un occhio anche qua dentro, perché non siamo entrati. Non c'è niente. No, non c'è niente. E allora le scale sono dall'altra parte. Dai un occhio che non ci sia nessuno sulla sinistra. No. Perfetto. Ah, guarda, tipo centralini telefonici probabilmente. Sì. Sì, erano probabilmente i centralini telefonici. Si va a portare via il rame, tanto per cambiare. Abbiamo sempre i nostri cacciatori di rame ovunque. Guarda qua, anche qua, centraline. Muffa. Questo era un... Cavolo, c'è una cassaforte. Qui una cassaforte, una porta blindata. Ma blindata tanto o blindata? Che ci fossero... No, armi no, non è un'armeria. No, armi non penso. Soldi forse? Forse sì. Forse soldi. C'è qualcosa qua dietro? No, non c'è niente. Ah, ok. Però aspetta, qui c'è scritto qualcosa. Quadro distribuzione elettrica. Niente, qui probabilmente, dico io una cretinata, venivano dati gli stipendi, può essere? Può essere. Perché c'è una porta blindata, ma non è un'armeria, assolutamente, non ci sono rastrelliere, è troppo piccola. E dobbiamo capire se ci sono ste scale, ste benedette scale. Guardate che sedia. No, se non troviamo le scale è un dilemma, perché devono esserci. Devono esserci delle scale, non possono non esserci. Se c'è un piano di sopra, bagni,
Non ci sono le scale, è un mistero veramente. Vabbè, ci sono dall'altra parte, dopo le troveremo. Giriamo, siamo per entrare con calma. Sì, no, è che l'abbiamo fatto. Dopo girando troviamo. No, mi pare che abbiamo fatto tutto il piano terra, per quello dico sei. Piano terra l'abbiamo fatto tutto. E come si sale sopra? Poi se si va da fuori e si entra gira a sinistra. Allora, lì fuori non c'è nessuno. Oh, è un mistero, te lo giuro che è un mistero, Dante. E là sopra c'è... Qua c'è una terrazza, là ci sono un piano sopra, vedi? Sì. Ma da dove si entra? Anche qua c'è un piano sopra là sull'angolo, vedi? Sì. Ma o hanno murato? Può essere che abbiano murato. Riproviamo a farle. Tu vai di qua, io vado di là, riproviamo che non ci sia sfuggita. No, ma non ci sono sfuggite, è impossibile. Le scale, vedi che sono di qua per forza. Se il posto è questo, là, dove qua? No, sto cercando di capire, sai, dove ci sono le scale, vedi una finestra a metà alcune volte. Andiamo a vedere come si può, vedi? Sì. Sta devastazione mi ricorda la caserma Monte Pasubio di Cervignano del Friuli. Questo pezzo qua, ma questo pezzo qua, come si entra? Piano superiore, sopra? Da dove? Le scale non se ne gira? Questi sono i bagni che abbiamo fatto poco fa. Ma non è murato, dai. È murato. Sì, hanno murato. Proviamo ad andare oltre, proviamo. Hanno murato. A parte che qua... No, sai cosa? Dopo, forse da lì riusciamo a entrare. Può essere, ma questo che hanno murato... Andiamo dentro, là? Sì, andiamo con ordine, dopo proviamo, ricordiamoci, prima di andare via. Andiamo da vedere se piano sopra qua. Esatto, che c'è anche sta terrazza. Sì. Che sta terrazza mi sa tanto, non so, cioè è tanto lusso sta terrazza qua. O avevano gli appartamenti gli ufficiali, perché sai che motivo ha di esistere una terrazza così grande? Guarda sopra, guarda che grande, ma è enorme. È una terrazza di almeno 30 metri. È molto grande. Sì. Allora, questa doveva essere una delle officine. Perché questa ho letto su internet che era una base principalmente di riparazione di mezzi, Sì, esatto. Giusto? No, è vero, quello che ho letto io prima. Mezzi anfibi dei lagunari e anche carri armati. Guarda che grande! Wow, questo è spettacolo. Questo è spettacolo. Cioè spettacolo, la grandezza, perché è vuoto. Wow, un boiler, fanculo. Dopo andiamo su, guarda che grande che è qua. Attento. Che cazzo è sta roba? È l'officina. Ma solo che una roba funzionante? Sì. Non pensavo. E le infiltrazioni sono anche poche. Cioè c'è qualche infiltrazione, ma non sono tante. Guardate ragazzi, officina enorme, vuota ovviamente, però vabbè, se c'era qualcosa qui dentro, purtroppo i primi fortunati se lo sono portato via, o i primi ladri, che dir si voglia. Sì. Qui deve esserci la rampa per i carri armati, credo, per i mezzi quelli pesanti, vedi? Perché non li potevi alzare col ponte, allora andavano qui sopra e li riparavano da sotto. Queste rampe qui in cemento le ho trovate in tante caserme in Friuli. Allargano, sì, la gru. Sì. Guarda, c'è anche un monitor là, distrutto, ma c'è. Allora, lì c'è un altro edificio, andiamo su quello. La torre dell'acqua.
La torre dell'acqua. La torre dell'acqua. No, è enorme. 200 metri ancora qua. Guarda Dante. L'avevo vista grande sulla mappa, ma non sembra... Cioè... oh. Allora, qua ci sono delle saracinesche chiuse, quindi qua non si entra. Ah, eccolo qua, mi aveva detto il locale caldaia, questo deve essere qualcosa di simile. Cioè, a guardarla da qui sembra una caldaia. No, non è una caldaia. Questo è un motore. Questo è un motore, questo è un generatore. Questo era il generatore della caserma. Questo è un motore, quando andava via la corrente. Allora, vediamo se riesco a capire che tipo di motore è. Quanti cilindri. Cioè, avendo fatto il meccanico, dovrei riuscire a capirne qualcosa. 3, 6, dovrebbe essere un 6 cilindri. Fammi vedere le valvole. 1, 2, 3, 4, 5, 6. È un 6 cilindri o un 12 cilindri? Inizio ad avere qualche dubbio, Dante. Lo so, io me ne intendo, però che non ho mai visto un motore così grande. Cioè, questo è un motore tipo di un carro armato, per dirti la grandezza. Questo deve essere un 20.000 di cilindrata, 25.000. È un motore enorme, tipo Caterpillar. Però non riesco a vedere dove sono le candele, cavolo. Zio cane. Perché ha 3 collettori. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Per me è un 12 cilindri, però magari dico una cretinata, 6 o 12. Se qualcuno ha informazioni su questo splendido motore ce lo dica. A settembre andiamo alla caserma, quella dove fanno la manifestazione vicino a Udine. Hanno i motori dei carri armati, li accendono. Sì. Che sbozzo, ti sentissi che roba. Molto forte. Ti dico 20, 25, 30 mila di cilindrata. Allora, questa è la torre dell'acqua. Aia. Oddio. No, sai cosa? Io andrei su, ma c'è la foresta su. Io andrei su perché è sicura sta scala, la vedi che è sicura, ma c'è la foresta su. Non riesce a venire fuori. Poi comunque alla fine la torre dell'acqua è la roba meno interessante. Guarda, il cancello di prima. Sì. Allora dovremmo entrare di qua, però aspetta, vediamo se c'è un ingresso anche di qua. Dopo dobbiamo ricordarci di andare al piano sopra di là. Sì. Che abbiamo visto le scale, ma insomma abbiamo tirato dritto. Guarda, entriamo per di qua, per sta porta qua. Facciamo prima di qua che andare sull'altra. Ah, ma è sempre officina anche qua, eh. Beh, c'è la principalmente officina. Scusami Dante. Allora, aspetta, vediamo cosa Allora, dice. principalmente officina è tutta, è Pietro questo. Sì. Alla fine. Guarda, hanno svuotato tutti i cavi del rame. Hanno fatto strage qua. Neanche qua. Sì. Sai quanto amianto che c'è qua dentro, Dante? Sì, vero? Sono caserme di vecchia concezione, quindi c'è l'amianto dappertutto. Allora guarda che sì, entriamo sul locale di prima. Eccolo qua. Sì, non c'è tanto da vedere. Che sei i giusti cavi del rame. Vediamo cosa c'è qua dentro. Guarda che portoni.
Che degrado. Eh sì, motore. Alzavano i pezzi delle macchine, principalmente motore e cambio, per cambiarli o ripararli. Guardate, perde olio, ma poveraccio è lì sopra da 40 anni, negli ultimi 20 non lo ha guardato nessuno, tranne noi. L'officina continua, ragazzi. Pensate quando c'erano 150 persone qui dentro. Adesso non c'è nessuno, siamo noi due, probabilmente. Speriamo di esserci solo noi due. Però una volta c'erano 150 persone qua dentro. Pensate voi. Guardate. Quei murales qui sono anche carini. Ah, ok. Perché c'ha paura di... Un pochettina. Guarda, qua c'è una porta, così riusciamo a vedere l'ultimo pezzo di edificio. Allora, accendiamo la pila un attimo per vedere le ultime stanze, ma guarda anche qua, quadri elettrici. Sì. Niente, tutto devastato. Sapevamo che era tutto devastato, ragazzi, però sapete che le escursioni sono fatte così. Qua c'è il muro di cinta della caserma, la caserma finisce qui. Sì. Guarda che siamo al mese, è sempre... Bella, grande. Grande, ha sempre il suo fascino, le basi. Sì. D'altronde l'Urbex, secondo me, paradossalmente è più locali vuoti che locali pieni, perché i locali pieni mi puzzano sempre di trucchi. Infatti basta vedere anche noi quanti posti abbiamo trovato pieni di roba e quanti vuoti. Uno dei più belli pieni forse è stato, a parte la Ilnor, la villa quella con le apparecchiature mediche e i libri. Ah sì. Lì c'era tanta roba dentro. Se c'era un collezionista di quel genere si portava via tutto, veniva lì con 3 camion. E ci conviene andare di qua. Aspetta che vado avanti io. No, vabbè, no, è tutto tranquillo. Più che altro bisogna stare attenti se ci sono dei tombini scoperchiati, che fino ad ora non ne ho visti. Allora ci mancano ovviamente l'edificio in fondo. Poi dobbiamo andare di qua prima di fare l'edificio in fondo. Andiamo dentro le officine a fare il piano sopra. Facciamo il piano sopra? Sì, dopo andiamo in fondo verso ok. No, pensavo di farla a ritorno, sai, per quello. No, non si conviene. Tante officine c'era qua, quasi principalmente base di officine. Sì. D'altronde una volta i mezzi militari erano veramente tanti, perché c'era la naia, quindi c'era... Quanti militari c'erano con la naia? Non ho mai fatto caso. Saranno stati 300-400 mila in Italia ogni volta. Anche, forse anche di più di 300-400 mila all'anno. Allora dobbiamo andare in fondo di là, sinistra, e poi fare le scale. Che poi le scale, secondo me, qua non ha un piano, forse solo gli uffici. Guarda, cavi svuotati. Mamma mia. Qua si sono portati via veramente tanti chili di rame. Ah, eccolo là, il piano sopra è quello. Sì, non è grande, però vabbè, lo facciamo. Dobbiamo entrare per la porta. Poi vai, ti conviene passare di qua. Dai, tu fai il video. Sì. Anche col primo. Allora, eccoci qua, siamo nell'edificio quello più grande di tutti, quello gigante.
E stiamo visitando il piano superiore, che non è molto grande però, perché vedete, guardate che spettacolo di vista che c'è da qui. Cioè pensate quando qui c'erano magari 50 meccanici che lavoravano su carri armati e camion. Pensate che spettacolo. Pensate che roba. Guardate anche qui gli argani. Sì, i binari sono arrugginiti, ma una volta queste pedane gialle si muovevano in lunghezza con l'argano che serviva per sollevare i motori, i cambi. Stanze vuote. Vero? Faccio i bagni e basta. Pieno di nidi di calabroni, pazzesco, distrutti. Ci sono 2 stanze qua e questa grande che sono tutto vuoto. Sì, là ho visto delle lattine, non capivo cosa erano da sotto. Anche qua stanza grande ma vuota. Sì. Vedi che è abbastanza pulita questa, che strano. No, però hanno giocato a soft air, guarda i pallini. No, non sono. Sì, quello è un pallino. Sì, dai, hanno giocato, però poco, vedo pochi pallini. Vedo pochi pallini. Vabbè, cambiamo edificio. Il quadro elettrico, si va a portare via tutto. Faccio una foto magari. Sì, come no? Guardiamo la vista da qua, perché vedete quella è la terrazza di prima. Noi dobbiamo andare su quella terrazza e quel piano, quel primo piano. Ci manca il primo piano e la terrazza. Andiamo giù. Guarda come si è scrostata la pittura, pazzesco. Però gli edifici sono ancora abbastanza sani, almeno questo. Questo sarebbe ancora recuperabile, anche se non verrà mai recuperato. Sono bellissimi gli edifici. Sì. Ci conviene uscire in fondo di là per ultimo, così siamo vicini all'altro edificio. E dopo guarda ce n'è un altro lì e vabbè li facciamo tutti. Li facciamo tutti. Veramente sei grandi, impressionanti queste officine come ampiezza. Sì, pazzesca. Prova a pensare quando erano operative. Da fuori non sembra così grande da fuori, No? perché vedi la parte davanti e dici vabbè è una caserma sto cavolo, è enorme, anche perché qua dentro pensa a mezzi che ci saranno stati 30-40 tra camion, carri armati, Sì. mezzi anfibi, jeep. Io uscirei a questo punto in fondo. Cos'è questo? Il forno per ripitturare? Aspetta un attimo, questo forse è il forno, quello che serviva per pitturare i mezzi, forse perché è chiuso così. Eccolo là, forni industriali, Verona, Ceisa. E cosa facevano? Pitturavano qui dentro. Pitturavano. Eh sì, qui dentro si pitturava. Pitturavano i mezzi? I mezzi, esattamente. Ti vedi che c'è ancora il verde? Sì. Paradossalmente c'è ancora il verde. E qui c'è anche un tunnel per ispezionare, forse perché li pitturavano anche sotto, mi viene da pensare, sai, forse li pitturavano anche sotto. E quelli devono essere i neon. Sono sporchi luridi, vedi, ma devono essere i neon quelli. Pieno di acqua? Sì. C'è anche uno specchietto retrovisore. Occio qua. No, più che altro sai cosa? Che guardando da una parte rischi di non guardare dall'altra. Allora, questo è l'edificio che abbiamo visto prima, che si estende tutto di là, quindi dobbiamo... questo è il parcheggio, questo era la tettoia per i mezzi. Questa c'è uguale, identica, sta tettoia fatta così alla Sante Patussi di Tricesimo. Alla Sante Patussi di Tricesimo questa tettoia c'è praticamente uguale. Vedrò quest'anno di andare al raduno perché l'altro anno non sono riuscito ad andare. Fine. Allora la caserma finisce qua, ci manca sto edificio e quelli di là e il primo piano con la terrazza che non dobbiamo dimenticarci.
Ah, guarda, là c'è un altro edificio. Io non so se comunichino tutti questi edifici, vediamo. Ma c'era una cucina. C'è una cappa qua. Sì. Però mi pare strano che sia la cucina qua. Perché in Milano magari. Sì, no, ma non mi sembra una cucina queste porte, sai, più che altro. Però se che sia K vuol dire che c'è la cucina questa. Sì. E allora questa è la dispensa. Mamma mia, avrà vestiti. Qua ci ha dormito qualcuno. Questa era la dispensa. Sì. E l'uridume. Allora, c'è la targa, però non si vede più cosa c'è scritto. A. No. Leggo una P, una E e una C, ma sono lettere proprio a casaccio. Cosa potrebbe essere qua? Non ci sono indizi per noi inesperti. Guarda la polvere bianca. Mamma mia. Sì. Qua è chiuso. Sì. È che qua io credo che la gente dormisse almeno 2 o 3 anni fa, perché credo che sia impossibile adesso dormire qua dentro. A parte il freddo, ma la muffa, l'umidità. A parte che abbiamo visto gente dormire ovunque. Però. Vici. Questo è il bagno. Ah sì. Stesso di prima. Allora, qua che si bagni. Aspetta, saltiamo qua perché... Locale caldaia. Ecco, infatti mi aveva detto Giovanni che c'era il locale caldaia. Vediamo se si vede qualcosa attraverso i veri o se che sia a porta aperta. Attento. No, non si entra. No, vabbè, tutto devastato. C'è un quadro elettrico devastato. Tutto devastato. Allora, qui abbiamo... aspetta. No. Scrostata tutta. Tutto scrostare, attenzione che vede sempre il buso. Vediamo se riusciamo a capire. È come quella di prima, con quella specie di roba strana lì in fondo. Boh. Non riesco a capire. Comunque sempre qualcosa che ha a che fare con le officine, con quei sottopassi. E toilette, no, teria, cosa c'è scritto? Vetreria. Vetreria. Io ho letto vetreria questa. C'è qualcosa che fa sembrare vetreria questa? Vero? Sì, no, guarda, vetreria, c'è scritto benissimo qua. Guarda, pignate, vasi. Guarda qua che dormiva gli ascari. Dormiva gente per me. Sì. Vero? Sì, la più lontana. Più lontana, più nascosta. Guarda, questa è l'ultima porta, guarda, c'è un pieno di bottiglie dentro. Non credo troveremo nessuno, però stiamo attenti. Guarda giacche. Guarda schifo. Guarda che roba. Però vedi che era sotto le finestre, che c'erano vento. Sì. Sì, cioè per esserci le ventole vuol dire che o si pitturava, si usava qualcosa di non respirabile, che fa male a respirare, e quindi bisognava arieggiare i locali. Però è piccolo per portare una macchina qua dentro. No, una macchina la puoi portare, ma un mezzo militare per sta porta non lo porti. Dei pezzi? Dei pezzi forse. Magari dei pezzi? Ma non lo so, guarda. Sai cosa? La nostra salvezza è sempre quella. Se qualcuno che vede il video ha fatto un militare qui dentro, Ti può dare indicazioni. esatto,
bene cos'erano tutte le varie... Ma sai che ho scoperto che un locali. ragazzo che veniva in stadio con me, lo conoscevo, un ragazzo di Mira che ha un fratello gemello, Eh, se mi sbaglio sono gemelli, sono uguali, vabbè, No. comunque, no, Benetti. Comunque uno di loro due, ha fatto il servizio al primo rock. a Zenda? Eh sì, infatti mi fa grazie Pietro di aver postato questo ricordo. No, allora, di tutti quelli che hanno scritto, italiani, uno solo è stato una volta, ha detto per puro caso nelle gallerie, perché non mi ricordo per che motivo c'è stato. Sì. Ma non entravi, se no. Lo so, Militari di leva non entravano. lo so. Entravano solo i militari di professione della NATO. Esatto, e sì, graduati comunque. Il soldato semplice non faceva i giri nei bunker sotterranei. Però noi altri, Noi possiamo, perché siamo siamo... neanche soldati semplici, Esatto. l'abbiamo fatto. Ma sai cosa? Quando ho fatto il giuramento di carabiniere mi hanno detto voi sarete carabinieri per tutta la vita, quindi io sono ancora carabiniere secondo quello che hanno detto Sì, beh, come gli alti ufficiali che mi hanno fatto il giuramento. Quindi se mi fermano io sono carabiniere. No vabbè, tu lo sai che dal punto di vista io ho sempre avuto rispetto. Sì, no, beh, ma no. Cioè, sono un ultras, però Ho sempre avuto rispetto per la divisa. esattamente. Ma i carabinieri anche io li rispetto. Carabinieri e finanza, più della polizia, perché comunque se guardi bene, carabinieri e finanza alla fine realmente sono militari anche loro. Sì, esatto. Dunque hanno anche l'inquadramento militare, Sì. tutte le cose militari hanno. Dunque, Ma sai che negli ultimi 2 anni ho visto quasi sempre solo finanzieri al ponte dello stadio. Sì. Vengono sempre i finanzieri. Bene, adesso stiamo attenti che là c'è la porta dalla quale siamo entrati forse. O se non è quella ci assomiglia. Io direi di entrare qua. Ah, là c'è una scritta cancellata. Lì ce n'è un'altra, dopo la vediamo. Guardate ragazzi, le piastrelle rosse. Non ottagonali, rettangolari, però ve le ricordate, è vero, sulle caserme friulane ci sono. Queste sono le classiche piastrelle da caserma. Sono le classiche piastrelle da caserma. Rosse. Ci sono sia rettangolari che esagonali. Chi le ha costruite ha fatto i miliardi. Guardate questo murale post-apocalittico. Guardate. I vecchi contatori. Non è male, hai visto? Dicevo post-apocalittico, sembra con gli scheletri che camminano. cosa ne quello? Vedo. Guarda, locale tecnico, ma... Caldaia? Caldaia? No, riscaldamento credo, vedi, termo. Credo che sia riscaldamento, perché sicuramente non c'è l'aria condizionata, non penso che avesse l'aria condizionata 40 anni fa. 40 anni fa non ce l'aveva nessuno l'aria condizionata, solo gli alberghi extra lusso. Allora, quella è la caserma, quella enorme, l'officina enorme che avevo fatto prima. E aspetta, qui c'è una targa qua fuori, volevo leggerla per capire cos'era, perché c'è scritto cos'è. No, non c'è scritto niente sul cartello. Là c'è un cartello dove si legge qualcosa, però andiamo per l'interno così non ci vedono. NATO killer. Non siamo molto lontani, eh. No, più che NATO e killer, sai cosa avevo scritto? NATO inutile. Te lo ricordi il film Natural Born Killer? Sì. Il cemento? Sì, infatti non capivo, ma non capisco. Come può essere il cemento che dicono così? Boh, Tu sei esperto, cosa può essere secondo te? te lo giuro, guarda, non ho la più pallida idea. C'era un buco, l'hanno cimentato come fosse qualcosa, c'erano cimentato, c'era un buco, Guarda, te lo giuro. non hai idea. Allora ragazzi, se voi capite cos'è questa cosa in centro dell'officina, ce lo dite, perché noi non riusciamo a venirne a capo di questo cono rovesciato, Cementato. questa specie di piramide conica. Allora qua c'è un cartello, vediamo se riusciamo a trovare almeno un cartello, eccolo là. Nanten, Cos'è Nantes? vedi? Naten, Cos'è Nantes? Scuola di Nantes? Anten.
Anten, ma che cacchio è? Antani forse, la supercazzola. Anten. No, guarda, io non ho parole. Non ho parole. No, peccato perché non si capisce cos'è e i cartelli sono tutti illeggibili. Dai, qua possiamo lasciar perdere. Occhio. Pensa, sto albero non esisteva, è cresciuto dopo. C'è la porta aperta anche qua. Sì. Però quella casa come facciamo a fare la casa? In che senso? È aperto il cancello? È aperto. Eh sì, non è quello dove siamo entrati, questo è un altro. Hai ragione. E là ci manca il piano sopra, cazzo. Questo è l'amierato bruttissimo. Sì. Boh. Che fosse un parcheggio, fammi vedere le porte. Chi entrava per queste porte? No, sono porte strette. C'è solo questa di porta. Boh. Forse era un... no, neanche un magazzino, perché è un magazzino di lavanderia. Lavanderia. E lì centrale termica. Questa è la lavanderia, che c'è il lavandino in fondo. Faccio una foto qui. Sì. E qua c'è la caldaia, questa è proprio la caldaia. Anzi, le caldaie sono ben 4, credo. Una, due, 4 caldaie, 2 più grandi, 2 più piccole. Che forte. I bulloni non ci sono più per terra, vero no? No. Hanno mollato, vedi, i bulloni che la tenevano chiusa, qui e qui. Infatti bisogna stare attento perché se questa si stacca pesa 100 kg. Pesa 100 kg. Eh sì, perché vedi hanno mollato i dadi da tutte e due le parti, non cade da sola, però se per caso cade, minimo ti frantuma un piede. Minimo. Anzi, visto che è tagliente sotto, può essere addirittura che te lo tagli via. Ah, qui c'è anche, che forte, c'è il tornello. Che forte, c'è il tornello qui col codice, devi digitare il codice per entrare. Fuorissimo, non ho mai visto sta roba. Guarda che strano. Allora, prima di andare a visitare la casa ci manca questo. Questa per me era la casa di qualcuno. Cioè vedi che sembrano case queste a guardarle. Per me questi erano uffici, la casa grande che dovevamo fare alla fine erano camerate. Può essere, sì, perché non abbiamo trovato fino ad ora posti per dormire, è vero? Ma questa è grande per me. Sì, può essere. A 2 piani. Sì, perché è l'unico edificio che non è palesemente né ufficio né officina. Allora qua non si capisce. Aspetta però, si va nell'altra stanza. Qua vedi passavano le macchine e gli davi qualcosa. Ma no, passavano i pedoni. A piedi qui si passava perché c'è quel blocco di cemento con le piastrelle sopra. Quella è una specie di portineria come? Eh sì. Gabbiotto. Sì, non riesco a capirne l'uso. E qui ci vuole chi ha fatto il militare qua dentro. O in una caserma simile. Perché in Italia sicuramente c'erano almeno altre 3 o 4 caserme uguali a queste. Io in Friuli ho fatto delle caserme, erano una uguale all'altra. O uguali, sputate. Sì. È che non riesco a capire come si va là sopra, cazzo. Io vado via di testa su sta roba. Occhio. Può essere che hanno murato Può essere. Però avremmo dovuto vedere dei segni. Oh, qua ci sono dei vetri non rotti. Però non si va da nessuna parte neanche qua. Non si va da nessuna parte neanche qua. Sai che è difficile dirlo? Allora, boh, fuori c'era un cartello ma non so se è leggibile. Allora, si prega di non far sbattere la porta, grazie. Questo è l'unico cartello che ho trovato qua dentro.
Aspetta. No, non c'è niente qua. Ma è un ragno vero? È mummificato quel ragno. Sì, metti via. Un ragno mummificato, a posto siamo. Mamma mia. A posto? Vedi che c'è il cartello, ma non si è scritto un cazzo, vero? Cazzo. È tutto consumato scritta. Allora, aspetta perché fa da frusta. Ho visto. No, si è rotta. Allora, qua c'è un cartello. E dopo te frusto mie. Lo so che ti piace. Atoio. Atomico. Atoio. Io leggo le ultime lettere. Atoio. Spogliatoio. Si spogliatoio. Atoio. Allora, cola la ruggine dalla pentola, dalla lampada e va per terra. Dietro. Forte boia. Bellissimo questo. Non ci avevo neanche fatto caso. La porta con lo stemma. È lo stesso che era per terra all'ingresso, mi pare. Sì. Bellissimo. Qua c'è un tavolino in marmo smontato. Mamma mia che marsuria che c'è qua dentro. Via. Mamma che spuzza. Io speravo di trovare le scale qua. Aspetta, ma di qua dove si va? Ma porca miseria, io speravo di trovare la scala. Ci manca sempre la scala, Dante. Guarda. Metti il muro, non ti sembra murato dal colore o no? O è scrostato? Non lo so, perché vedi, sembra anche là sembra uguale. Sì, beh, è vero. Sai cosa? L'unica cosa che ci resta è provare da davanti a sto edificio, se si entra. Davanti è qua. Affolata. Allora, aspetta. Guarda, siamo di nuovo all'ingresso principale. Vuoi uscire per di qua? No, aspettami lì, voglio vedere. No, c'è una porta qua, aspetta, vediamo se è aperta. Se è una porta, ci porta su questa. Però aspetta che vado dentro io e poi ti chiamo. Vieni, ci sono le scale. Trovate. No, i rovi sono per terra, quelli in alto o no? Trovate le scale, una bomba. Cavolo, andavo via di testa e da saltarmi un piano. Attento perché gli scalini sono tutti devastati da sta pianta. Guarda dove è cresciuta. Sì, ho visto. No, anche i sotterranei. È tutto pulito. Cioè pulito, non c'è acqua. Qua finisce. Sono curioso, volevo andare anche da Drio, non c'è niente comunque. Ci manca la stanza di là e dopo il piano sopra. È ridotto meglio il muro qua che dall'altra parte, che sopra. Che probabilmente l'hanno coibentata bene. Qua ci sono delle piastrelle di riserva. Magazzinetto. Sì, era un magazzino, nulla di più. Vediamo giusto se c'è un cadavere qui dietro. No, c'è una sedia. Locale tecnico anche questo. Sì, si vede dalle varie. Guarda che roba. Le muffa, mica sono asmatico, moro. Butta via. Mamma mia. Muffa a nastro. Guarda che non ti fa bene anche a te, con bronchite che roba. No, lo so. Risparmia la luce un po', che dopo dobbiamo andare dall'altra parte, perché tanto penso che qua sopra sia illuminato. Perché oggi ragazzi abbiamo altre escursioni quasi sicure al 100% da fare.
Oddio, che fiatone. Oh, ridi e scherzo, stiamo camminando qua dentro da 51 minuti. Guarda che piastrelle, qua ci viveva qualcuno. Qua ci viveva qualcuno. Sì. Dopo vado in terrazza perché ci voglio andare. Guarda che strana sta porta a soffietto. Voglio andare in terrazza. È più forte di me. Però sai cosa? Che noi siamo entrati solo in metà, credo. Aspetta. Vieni. Secondo me ci manca un pezzo, sai. Ci manca un pezzo. Entriamo da di qua. Perché hai visto che qua finisce la parete. Però guardala. Sì. Ci manca un pezzo e lo si fa da fuori. E da qua non ci vede neanche nessuno, tra l'altro. Perché mi sembrava troppo piccolo sopra. Ho detto c'è qualcosa che non va. E infatti, probabilmente erano 2 appartamenti. Il comandante della caserma e il vicecomandante, dico io, magari dico una cretinata. Vara bombolette che hanno usato qua. E vedi, lì noi siamo arrivati fin qua dietro sta porta, dietro sto armadio. Tranquillo. Qua che siamo già a 5, hai visto? Sì. E questa è messa un po' meglio, sta parte qua. Sì. E le finestre non sono rotte, sono aperte quasi per arieggiare. Ci sia qualcuno? No, beh, non penso che dorma qualcuno. Troppo degrado. Mamma mia, guarda che roba. Che grande. L'armadio a muro. Mamma mia, il parquet si muove. No, a parte che sotto è bucato di 15 cm, non vai al piano sotto, però... Ecco, quasi la parte più degradata di tutte. Qua muffa, scatolette di tonno, quindi qualcuno qui ha mangiato. Qui ha già ciglia. Mamma mia, ragazzi. Cosa c'è da dentro? Niente. Un barattolino di Actimel. Sì. Andiamo giù perché ci manca il piano giù. Ci manca il piano giù e dopo ci manca l'edificio, quello che dicevi tu che dovrebbe essere il dormitorio. E dopo abbiamo finito. Credo. Alla fine superiamo l'ora per far tutto. Adesso vediamo se ci conviene andare via per di qua o se c'è la foresta. Vedi che hanno... No. Pensavo avessero rotto la catena, ma è di plastica. Niente, abbiamo fatto tutto. Ci manca l'ultimo edificio. Fatti sinistra, vado per... Sì, stiamo attenti. Aspetta, vado prima io. Allora, appena sono visibile accelero. Vai, è tutto libero. Tutto libero. Aia. Adesso dobbiamo tornare da dove siamo venuti. Da dove siamo venuti? Da qua. Provi. Il problema, fossimo entrati da di qua, può essere? No, non può essere. E allora più avanti a sinistra. Da qua. Sì, è vero. Perfetto. Dai, ci manca l'ultimo edificio che abbiamo finito. Spettacolo.
Abbiamo quasi conquistato la caserma, Dante. Vaffanculo. Allora dobbiamo entrare nel ma il cancello era aperto così tanto prima? Dante? No. Vero? No. Era aperto di meno prima. Mamma mia, ho dei sospetti. Io mi ricordo. Lo come da fuori. No. Sì, sì. Era stretto l'apertura. Anche io me la ricordavo così. Ma dove si possiamo entrare? Beh, andiamo dentro qua, facciamo l'ultimo. Dobbiamo tornare dentro di là. Da quell'edificio, sai, usciamo e il cancello è quello. O magari ci ricordiamo male noi, sai. A me mi pareva però tanto meno aperto. Anche a me pareva meno. Però dovremmo vedere qualcuno. Siamo entrati da di qua. Tu vedi macchine parcheggiate qua davanti, fuori? No. E non vedo neanche cartelli. O siamo dentro, adesso non ci vede nessuno. A meno che non sia qua dentro con noi. Poi ti dirò non c'è niente da rubare. Vabbè. Rifiniamo il piano terra, andiamo su e dopo andiamo via. Tanto ormai abbiamo finito. Bagni. Bagni. Ah, ma aspetta, sono i bagni e le camerate dietro. Eh sì, ti vedi? Secondo me questa era una camerata da 4, non di più. Sì, da 4 forse a Castello da 8. E i bagni. Quindi queste sono le camerate e ci saranno anche sopra, penso, camerate perché porco cane, quasi crolla tutto. Piastrelle di riserva. Pensa che vecchio, in legno, anni 60. Cosa c'è qua dentro?